gruppo di lavoro che è stato messo alle porte e stiamo qui ad aspettare cosa si può fare. Il nostro interesse è tenerci legati insieme, tenerci pronti, preparati e sapendo bene che, riapriremo le nostre piscine e dovremmo essere in grado di gestire anche al momento della riapertura la situazione al meglio. Abbiamo scelto determinati relatori proprio, per determinati motivi e avete letto, anche quelli che saranno le loro presentazioni. Abbiamo voluto proprio lasciar perdere tutto quello che è la tecnica e la didattica dei 4 stili o lo voler stare in vasca, perché siamo sicuri che questo, la maggior parte di voi ce l'ha già e lo sa già fare, ma dobbiamo farci trovar pronti, grazie proprio a questi incontri, in quelle che possono essere tutte le altre, emergenze, situazioni e quindi la nostra preparazione anche sotto questo punto di vista. Gli incontri in termini di tempo sono brevi, proprio per dare la possibilità a tutti di, riuscire a prestare attenzione, perché sappiamo benissimo che prestare attenzione davanti allo schermo per lungo tempo è difficile, quindi volutamente gli incontri sono brevi, concisi, si tratterà un tema alla volta proprio per dare la massima chiarezza e la massima attenzione a ognuno di questi incontri. Ringrazio intanto tutti, lascio la parola a Federico e ringrazio in modo particolare Paola che per prima aprirà questo incontro. Bene, grazie Antonella. Allora, non ci dilunghiamo ulteriormente, il calendario degli incontri l'avete tutti disponibili. Iniziamo questa sera con Paola Contardi. Paola Contardi è docente nazionale della Federazione Italiana Nuoto. Chi di voi ha frequentato i corsi per allenatori o qualsiasi altro corso organizzato dal SIT centrale ha sicuramente avuto modo di incontrarla. Psicologa e psicoterapeuta, in questi mesi di pandemia si è molto diciamo concentrata sul tema dello stress da pandemia e sulle strategie per superarlo, e proprio su questi due argomenti ci farà compagnia questa settimana e la prossima. Paola, ti lascio la parola e buon ascolto a tutti. Bene, grazie Federico, grazie Antonella, insomma, sia per la presentazione che per avermi coinvolto, perché ho sempre molto piacere, diciamo, a parlare con tutti voi e poi sicuramente con questo argomento che, ahimè, ci incalza e mai ci incalza ancora di più in questi giorni, perché abbiamo questa novità appunto della nuova variante del virus che proprio sotto l'albero di Babbo Natale non volevamo averla. Comunque, cosa dire? Allora, intanto che come tutti ben sapete siamo veramente in una situazione direi realistica ma nello stesso tempo surreale, perché mai nessuno di noi penso avrebbe immaginato di vivere un momento così, di questo tipo. Perché parlare di stress da pandemia? Perché in realtà questa è l'ultima, diciamo, definizione e anche la più oggettiva riguardo alla situazione che stiamo vivendo dello stress, perché mai si era verificato questo stress. Inizialmente si era pensato di paragonare questa situazione in realtà al disturbo post-traumatico da stress, no? Come sapete c'è questo disturbo che è emergente ogni volta che si creano delle condizioni di stress importanti, e si parlava di stress post-traumatico in riferimento, diciamo, a grandi tragedie, quindi terremoti, insomma, situazioni anche di guerra. Però in questo caso non possiamo parlare di stress post-traumatico proprio perché è una situazione del tutto nuova. E quindi c'è stata una ricerca molto importante del dottor Biondi che appunto ha definito due termini nuovi, diciamo. Il primo è lo stress da pandemia e il secondo è l'infodemia, che sono due cose strettamente correlate, ahimè, in questo periodo. Perché? Perché questa situazione è persistente
e quindi diciamo ormai è quasi un anno che viviamo questa situazione e quindi si annovera tra nel cosiddetto diciamo stress cronico, quindi c'è uno stress all'improvviso, noi siamo predisposti comunque dalla natura a far fronte allo stress, chi di più, chi di meno, chi con più risorse, chi con qualche risorsa in meno, però diciamo riusciamo in qualche modo a fronteggiare gli imprevisti e gli stress che arrivano. È un po' più difficile fronteggiare lo stress cronico. Perché? Perché c'è un esaurimento di risorse nel fronteggiare lo stress cronico a cui tutti noi possiamo andare incontro e quindi dobbiamo trovare delle nuove strategie. Ecco, nel prossimo incontro parlerò della mindfulness come strategia importante, oggi invece mi soffermerò su altre situazioni. E cosa succede? Succede che in questa situazione noi abbiamo una minaccia, c'è questa minaccia per la nostra e per l'altrui salute che comunque incombe e è dovuta non a un evento macroscopico come potrebbe essere, non so, un terremoto, per carità, per quanto tragico, no? Però insomma è un evento macroscopico. E proprio perché lo vediamo e definiamo i contorni di un terremoto, di quello che può succedere dopo, che ci sembra in qualche modo di avere un pochino più di controllo, no? Anche se effettivamente poi è tutta una nostra immaginazione, però che ne so, c'è un terremoto, ci sono delle macerie da togliere, ci sono delle persone forse sotto le macerie, quindi ci si attiva con la macchina chiaramente dell'emergenza per poter far fronte ad un qualcosa che è visibile, è tangibile, abbiamo degli strumenti che ci possono aiutare, ci sembra di avere sicuramente la situazione maggiormente sotto controllo. Invece in questa circostanza, ahimè, c'è qualcosa di assolutamente invisibile, impalpabile, che però crea molti danni e quindi noi ci dobbiamo attivare in qualche modo per poter avere in qualche modo diciamo delle chance, no? Di fronteggiamento. E questo ci porta magari ad un ipercontrollo. L'ipercontrollo su che cosa è basato? È basato sul lavaggio continuo delle mani con qualsiasi tipo di soluzione alcolica oppure con diciamo normale sapone. Però è un ipercontrollo. Oddio, mi devo lavare le mani, oddio, forse ho toccato quello, oddio, non mi devo strofinare gli occhi. E quindi di fronte ad una minaccia per la salute ci dicono lavatevi le mani e copritevi naso e bocca con la mascherina. E noi, per carità, siamo stati, direi, molto bravi, perché poi, sapete, agli altari dell'informazione ci sono i ragazzi qui a Roma che se le sono date di santa ragione al Pincio, poi c'è quello che ha fatto il barbecue sul tetto, però noi dobbiamo anche essere oggettivi e parlare di tutti i milioni di abitanti della nostra Italia che sono stati assolutamente ligi. Quindi insomma ci dobbiamo anche un po' dare una pacca sulla spalla e stringerci le mani, anche se virtualmente, perché effettivamente insomma la maggior parte di noi direi che è stata molto brava. E quindi abbiamo detto l'ipercontrollo. Ipercontrollo, ci laviamo le mani, ci mettiamo le mascherine, cerchiamo di stare distanziati, però è stancante l'ipercontrollo. È molto stancante perché comunque ci richiede una sorta di allerta in più rispetto a tutte le cose che nel quotidiano in qualche modo siamo chiamati a fronteggiare. Però poi c'è l'elemento dell'imprevedibilità, e cioè del non controllo, perché in realtà noi viviamo in una realtà molto imprevedibile, molto volatile, sulla quale non abbiamo controllo e quindi abbiamo questo primo
come dire, elemento ambivalente, no? Legato agli opposti. Da una parte siamo tenuti ad un ipercontrollo. A quanti capita di dimenticare la mascherina? Oddio, la mascherina, ritorniamo, riprendiamo, l'ho lasciata in macchina, l'ho lasciata a casa, e quindi c'è, no, questa attivazione. E però, nonostante la mascherina e nonostante i gel e i saponi, molti si sono contagiati e si continuano a contagiare. Quindi il nostro ipercontrollo va a, come dire, a mettersi di fronte alla sensazione dell'imprevedibile e quindi del non avere controllo. E quindi questo è un elemento fortemente stressante. Dice, ma come? Io che controllo, poi in realtà mi rendo conto di non avere il controllo di niente. Ho una situazione di ambivalenza enorme sul tema del controllo e quindi della prevedibilità o imprevedibilità. Quindi questo è un elemento che ci stressa tantissimo. E ci può portare o ad esprimere come emozione prevalente la rabbia, oppure anche uno stato forte di ansia, no? Perché chiaramente come dire, ci porta ad avere una situazione poco gestibile, ecco, in questo caso. Poi c'è un altro elemento fortemente ambivalente, che è legato al distanziamento fisico, che a me piace di più, che poi invece si traduce poi in un distanziamento sociale. Perché ambivalenza? Perché i nonni devono stare isolati e non sono contenti, i nipoti non possono vedere i nonni e non sono contenti, i figli grandi non possono vedere i genitori anziani e nessuno è contento, e però ci guardiamo tutti con sospetto, perché io potrei essere un tore nei confronti dei miei genitori pur non volendolo, e i miei genitori vedono le mie figlie come possibili fonti così di contagio. Immaginate i nonni che hanno i figli, i nipotini più piccoli e che quindi magari loro stanno bene, però in realtà potrebbero essere portatori, no, del virus, e quindi portatori quasi di morte. E quindi immaginate quanta ambivalenza c'è in questa situazione. Io ho i genitori viventi, per carità, sono fortunatissima, e però mio papà ha 93 anni, mia madre 84, il risultato qual è? È che a Natale ognuno a casa sua. E non è bello, no? Perché io sono consapevole che magari potrebbe essere l'ultimo Natale con i miei genitori in vita, quindi da una parte devo attivare un sistema di controllo su questo e quindi non andare, e dall'altra però il non andare magari è la mia ultima chance di passare il Natale con i miei genitori. Quindi c'è un'ambivalenza fortissima in tutto questo. E anche questo è estremamente, estremamente stressante, perché anche qui nasce rabbia, nasce frustrazione, nasce un'inquietudine, un'ansia dovuta al fatto che comunque siamo consapevoli che il miglior comportamento che possiamo avere è quello di stare lontani, e non ci piace affatto. Poi c'è un altro elemento di forte stress, che è appunto la riduzione della progettualità individuale, o perlomeno di quella progettualità individuale alla quale eravamo fortemente, come dire, legati, no? Quindi un po' la programmazione della giornata, che magari ci rimane come elemento di progettualità, anche se è una giornata un po' diversa rispetto alle giornate che eravamo abituati a vivere. C'è questo spauracchio del futuro che lo vediamo sempre incerto, e quindi ad alcuni questa cosa dà la sensazione di non riuscire a fare dei progetti, o perlomeno di non riuscire a progettare come eravamo abituati a progettare il futuro nel passato. Quindi i nostri obiettivi, ahimè, dobbiamo veramente rivederli quando è possibile farlo, ovviamente, no?
E anche questo, questa preoccupazione per il futuro, che è un futuro di affetti sicuramente, però è un futuro molto concreto di situazione lavorativa e quindi situazione economica, non ci piace. Non ci piace perché noi siamo abituati a controllare, vorremmo tanto ottenere l'onnipotenza che ahimè è così un obiettivo non ottenibile. E quindi anche questo ci porta, come dire, un forte elemento di stress, perché poi è una preoccupazione che non è solo per noi, no? Ma inevitabilmente come dire, si rivolge anche al nostro nucleo familiare, chi ha figli, insomma. Quindi è un po' tutto così, anche questo fortemente, direi ambivalente, no? Da una parte vorremmo progettare, dall'altra ci rendiamo conto che la progettualità che vorremmo noi per il nostro futuro non è quella che adesso possiamo in qualche modo attivare, e anche qui chiaramente c'è un'ambivalenza. Poi c'è un altro tipo di ambivalenza, quindi un altro elemento di grande stress legato appunto al concetto di infodemia, che è stato coniato così ex novo proprio per questa circostanza fantastica. Infodemia che cosa vuol dire? È un eccesso, un malessere legato ad un eccesso di informazioni. L'ambivalenza dove sta? Sta nel fatto che noi da una parte cerchiamo informazioni, dall'altra siamo sommersi da informazioni. E quindi quali sono le informazioni quelle giuste? Perché abbiamo sentito veramente tutto e il contrario di tutto. Allora abbiamo sentito mascherina sì, poi inizialmente mascherina no, poi sia la mascherina e sia i guanti, poi sia la mascherina e i guanti no, non vanno bene. E poi attenzione che moriremo tutti, poi no, forse non moriamo, poi c'è il vaccino, però adesso c'è una variante e sì, alcuni dicono che il vaccino va bene lo stesso, altri ipotizzano che potrebbe non andar più bene. E poi tutti questi super esperti così definiti, non so da chi, che però ci dicono tutto e il contrario di tutto, e dallo stesso esperto sentiamo A e non A, B e non B, e quindi questo chiaramente ci porta a ricercare ulteriori informazioni, ma sono sempre le stesse che girano, perché dovremmo avere un bollettino dalla protezione civile al giorno, almeno a questo eravamo abituati nel periodo precedente, quindi il periodo diciamo di marzo, e poi però quella notizia viene ripetuta su tutti i telegiornali di tutte le reti che noi vediamo e ascoltiamo anche attraverso la radio, quindi una brutta notizia diventano 20, 30, 40 brutte notizie, e non tutti sanno come dire, come arginare, no? questa infodemia. E quindi le persone, soprattutto quelle più esposte, che sono i più anziani, sono quelli che magari hanno una minore capacità critica rispetto alle informazioni, le persone che magari stanno molto a casa proprio perché adesso è fortemente sconsigliato loro di uscire, quindi sono sottoposti a questa pressione di informazioni non ben identificate, mi verrebbe da dire, perché veramente c'è tutto e il contrario di tutto. E questo poi ci porta ad un'altra forma di ambivalenza riguardo alle istituzioni, perché le istituzioni sono coloro che prendono decisioni e quindi che dovrebbero essere quelle più informate, prendono decisioni che però queste decisioni un giorno sono A e il giorno dopo sono A però, poi un altro giorno sono B, poi c'è B però. Insomma, alla fine io che ritengo di avere un'istruzione, diciamo, media, ecco, diciamo media, io a volte non comprendo. E questo non comprendere è una fonte di stress. E questa fonte di stress legata al non comprendere porta a qualcosa di molto grave, che è la sfiducia nelle istituzioni.
Quindi abbiamo detto, recapitoliamo tutti gli stress ai quali siamo sottoposti, no? Per questo stress da pandemia. Allora, abbiamo una minaccia che cerchiamo di controllare con un ipercontrollo, e però la minaccia stessa è imprevedibile e quindi sull'imprevedibilità noi non abbiamo controllo, quindi rabbia, frustrazione, ansia. Poi abbiamo l'aspetto della socialità. Allora sembra che per poter controllare dobbiamo stare distanti, però stare distanti ci fa soffrire e quindi ci porta all'isolamento, però l'isolamento non è buono per le nostre abitudini sociali, no? E quindi c'è questa ambivalenza legata agli affetti e quindi ai nostri comportamenti. E quindi vediamo un altro opposto che però ci porta sempre ad avere rabbia, frustrazione e ansia. Poi abbiamo questa riduzione della progettualità per il futuro, che non ci piace neanche un po', e poi c'è la sfiducia nelle istituzioni e quindi siamo sempre in emergenza, perché siamo passati dallo stress acuto di marzo allo stress cronico che da marzo continua ad esserci fino ad oggi e non sappiamo bene cosa succederà nel futuro. Quindi dopo questo de profundis, che però era doveroso un po' per definire perché questa situazione viene chiamata stress da pandemia, come vedete è assolutamente nuova e assolutamente ci fa vivere una situazione fortemente ambivalente sotto tutti i punti di vista. Adesso noi dobbiamo trovare delle nuove strategie. Abbiamo bisogno di nuove strategie perché per quello che vi ho detto fino adesso sareste quasi autorizzati ad andarvene dalla chat, che ne so, andarvi a fare una passeggiata almeno finché non scatta il coprifuoco, diciamo. Noi ci siamo collegati e ci sta dando tutte brutte notizie che peraltro già sapevamo, però magari non sapevate ancora bene che si chiamava tutto ciò stress da pandemia. Allora, le nuove strategie. Noi abbiamo bisogno di strategie. Perché? Perché abbiamo bisogno di comunque coltivare il nostro benessere e ci dobbiamo dare delle regole che ci possano in qualche modo portare a garantire questo benessere, no? E le regole sono, direi, abbastanza semplici, che ci portano in qualche modo, come prima cosa, alla semplificazione. Perché questo? Perché di fronte a una situazione così difficile, noi ci dobbiamo liberare dal superfluo, perché poi il superfluo inevitabilmente va a complicare ancora di più la situazione, no? E quindi dobbiamo cercare di ridurre le nostre, come dire, la nostra giornata un po' all'essenziale, no? E quindi a chiederci cos'è che crea il valore nelle mie giornate. Ecco, ognuno ovviamente può dare una risposta assolutamente soggettiva a questo, no? Però ecco, l'obiettivo è quello di liberarsi del superfluo e di andare a semplificare la vita, perché almeno cerchiamo di ridurre un po' gli elementi che complicano la nostra giornata. E semplificare mi verrebbe da dire, per ridurre le cose all'essenziale, potremmo cominciare a liberarci di tutto ciò che è superfluo, magari dentro casa o dentro un cassetto della scrivania o magari dentro il nostro armadio, no? Perché No, non questo posso ci toglierlo perché porta devo in qualche ascoltare quello che mi modo dice sta qua. a ridurre gli elementi del disordine. Allora, dato che siamo abbastanza un po' nel caos, no? In un marasma poco controllabile, cos'è che possiamo controllare? Sicuramente possiamo eliminare molte cose dalle nostre case e semplificarci in questo modo un po' la quotidianità. Voi mi direte, va bene, ma il virus rimane anche se io mi libero di qualcosa di superfluo dentro casa. Però sapete, ci sono delle attività che sono fortemente simboliche, no? E che quindi ci aiutano in qualche modo a sgombrare il nostro campo da tutte quelle cose che creano comunque caos. Quindi avere un cassetto con poche cose e ordinate
dà un sollievo. Togliere dalla casa vecchie riviste che non ci servono e che magari sono solamente accumulatori di polvere, ci aiutano a sentire la nostra casa più accogliente, proprio perché più libera, no? E quindi quasi più, diciamo, capiente nelle emozioni. Leviamo, che ne so, le penne che non funzionano, fogli di carta che non servono, riviste che non servono, vestiti che stanno lì che da anni non mettiamo più, e magari siamo più comodi dentro casa. Allora, questo ridurre all'essenziale la nostra casa ci può dare un supporto almeno per ridurre quello stress dovuto a, così, a un eccesso di oggetti e di cose dentro casa. Quindi io vi invito veramente sia a ridurre, a semplificare, diciamo, l'organizzazione della casa anche a livello visivo. Una casa con meno roba e più ordinata ci dà meno stress, e non è una cosa da poco se siamo costretti a stare molto tempo dentro casa. Quindi vi invito a sperimentare questa strategia. E poi proprio a domandarci cos'è che crea valore nelle mie giornate. Crea valore il fatto di avere una montagna di giornali che sta lì a prendere polvere? Probabilmente no, però magari crea valore qualche altra cosa, e quindi vi invito ad orientarvi in questa ricerca del vostro valore personale e dell'organizzazione della casa in modo più semplice, no? Un'altra cosa molto utile è quella di crearci sempre un piano B. Quindi ci dobbiamo chiedere a quali problemi vado incontro che posso in qualche modo fronteggiare. Ora faccio l'esempio della cartuccia dell'inchiostro della stampante. Allora, io ne compro sempre 2. Dice, vabbè, così spendi il doppio, vero? Però non mi trovo mai nella condizione di non avere l'inchiostro per stampare quel documento dell'ultimo minuto, perché sapete, per legge di Murphy, quando è che manca l'inchiostro alla nostra stampante? Proprio il giorno che dobbiamo stampare quel documento assolutamente importante, senza il quale magari ci complichiamo tantissimo la vita, o magari non riusciamo a portare a termine, che ne so, un obiettivo di una giornata. Quindi il piano B è proprio quello, metaforicamente parlando, di avere sempre la cartuccia di riserva, di avere quel qualcosa che ci garantisce la soluzione ad un problema. Poi ognuno ovviamente nella propria casa e nella propria diciamo organizzazione quotidiana, anche legata al lavoro, sappiamo qual è la nostra cartuccia per la stampante da avere sempre nel cassetto per la scorta. Quindi quello evita uno stress e ci fa stare un po' tranquilli, perché su quella cosa, che però alla quale noi teniamo, diciamo, abbiamo comunque preparato un piano B. Ci siamo attivati per non rimanere senza quel qualcosa che ci interessa e che per noi magari è estremamente importante. Un'altra cosa è legata all'assunzione del rischio. Perché vi dico questo? Perché gli imprevisti ci sono per tutti, no? Quindi proprio per la loro natura non sono tutti affrontabili e fronteggiabili. Però noi possiamo assumerci dei piccoli rischi, perché assumerci dei piccoli rischi vuol dire comunque che se qualcosa va storto, vabbè, pazienza. Faccio un esempio. Allora, a cena fuori non ci si può andare, insomma, non so per quanto ancora, però possiamo ancora prenderci un aperitivo o magari un cappuccino con un amico, no? Allora, se io prevedo di uscire per prendermi un aperitivo con un amico, cosa posso rischiare? Posso rischiare che magari lui all'ultimo dice: guarda, purtroppo non posso venire, ho avuto un imprevisto.
Oppure posso rischiare che magari vado in un locale e non trovo il posto in quel momento. Oppure posso rischiare, che ne so, che non ci sia il mio aperitivo preferito. È un piccolo rischio, perché lì posso trovare, diciamo, forse facilmente, più o meno facilmente, un piano B, o comunque, beh, posso dire pazienza, non fa niente. Altra cosa invece è decidere di acquistare una casa con degli amici. Quello è un grosso rischio, no? Magari è un sogno, magari per alcuni di voi potrebbe essere un obiettivo da realizzare, però sicuramente comporta un elemento di rischio molto grande. Come un altro elemento di rischio potrebbe essere fare un investimento e magari investire tutti i risparmi in quell'investimento. È un rischio molto grande, no? Ecco, quindi nella quotidianità, nelle piccole cose, noi non possiamo pensare di azzerare il rischio della vita, perché l'azzeramento del rischio non è, non è nelle nostre corde, diciamo, di umani, però possiamo sicuramente provare a capire qual è il piccolo rischio che possiamo diciamo fronteggiare, possiamo superare, possiamo in qualche modo affrontare. Perché? Perché non ci cambierà la vita, però magari così ci allena un po' a fronteggiare l'imprevisto, ecco. Allora quella pure può essere una, visto che le palestre sono chiuse, visto che le nostre piscine, ahimè, sono chiuse, possiamo attivare, diciamo, frequentare la palestra del rischio, perché quello ci fortifica, ci aiuta, no? Ci porta ad essere, per usare un termine molto, molto in voga adesso, anche se a me non piace tantissimo, ci porta ad essere antifragili, ci porta ad allenarci ad essere antifragili nei confronti delle situazioni poco prevedibili alle quali ormai ci stiamo facendo un po' le ossa. Un'altra piccola strategia può essere quella, così la vorrei chiamare, della dieta miracolosa. Ora, la dieta miracolosa, come tutti sapete, non esiste. Non c'è nessuna ricetta magica, ma c'è quello che può essere efficace per noi. Quindi, se noi come dire, consumiamo tutte le nostre energie per trovare la ricetta magica che ci possa risolvere tutti i problemi, non la troviamo, assolutamente non la troviamo, perché non esiste, semplicemente non esiste, come non esiste, no? Il filtro dell'amore, non esiste la ricetta magica per risolvere tutti i problemi. Però c'è qualcosa che può essere efficace per noi, e sempre per fare riferimento alla dieta, non c'è la dieta che va bene per tutti, però potremmo evitare, che ne so, di mangiare cose troppo dolci, potremmo ridurre le cose dolci, potremmo ridurre di un po' la quantità di pasta abituati a mangiare, potremmo ridurre un pochino il condimento nelle pietanze, no? Allora questa per esempio è una regola facile che tutti potremmo adottare, alla quale tutti troveremo il beneficio. Quindi non è una ricetta magica, è qualcosa di molto tangibile, di molto così fruibile facilmente da tutti, con un po' di impegno. Allora non c'è una ricetta magica, non andiamo alla ricerca del magico perché non esiste. Possiamo ricercare qualcosa che riteniamo efficace per noi, e quindi questa è un'altra piccola strategia per allenare, diciamo, per ottenere un benessere, no? Che è personale e che ci aiuta sicuramente a fronteggiare lo stress a cui siamo sottoposti. Un'ultima regola per il benessere è quella di avere un criterio di scelta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire cercare situazioni, cercare di andare incontro a situazioni che ci possano portare dei grandi benefici, e se le cose non vanno bene, dei danni minimi.
Vi faccio un esempio, no, che è molto nelle nostre corde, diciamo comunque di educatori e di persone che lavorando nello sport hanno delle grosse responsabilità. Sicuramente possiamo investire in formazione. Allora, la formazione che cosa ci porta? Ci porta ad avere un grande beneficio, perché leggere, magari fare un corso, magari ecco, essere collegati in questi appuntamenti organizzati dal Comitato Regionale Veneto, ci porta a un beneficio, perché magari impariamo qualcosa, ci ricordiamo di qualcosa che già sappiamo e che però magari qualcuno ci propone da un punto di vista nuovo, in una veste nuova. Quindi attingiamo a incrementiamo quelle che sono le nostre competenze, e il rischio non c'è, perché comunque stiamo investendo su di noi. E voi dite, se non riaprono le piscine, ma questo non lo dobbiamo neanche pensare. Le piscine riapriranno e saranno più piene di prima, perché io per prima ho già deciso che quando potrò ritornare in piscina, la mia giornata sarà organizzata sui turni delle attività che a me piacciono e che fortunatamente ci sono alle 7 di mattina, all'ora di pranzo e all'ora di cena, quindi farò di tutto per investire in questo, no? E quindi ecco, un po' ricapitolando, abbiamo detto c'è uno stress, siamo sottoposti a un forte stress che ha una parola proprio chiave, che è quello dell'ambivalenza. Noi siamo chiamati ad avere controllo, ma in una situazione fuori controllo, a voler stare con gli altri, ma non ci possiamo stare. E quindi tutte quelle situazioni di ambivalenza che vi ho illustrato prima. Non possiamo avere il controllo sul mondo, sulle circostanze, sul virus. Possiamo fare riferimento a delle strategie che portano al nostro benessere, a coltivare il nostro benessere. Dobbiamo semplificare il nostro ambiente, che può essere un ambiente legato al lavoro, può essere un ambiente legato alla quotidianità, alla vita di casa. Semplificare ci aiuta tantissimo, soprattutto ora che nei prossimi giorni saremo a casa. Andiamo alla ricerca dell'essenziale, cioè a cosa ci crea il valore nel quotidiano, e quindi facciamoci guidare da quello, liberandoci da tutto ciò che è superfluo. Creiamoci un piano B. Ho fatto riferimento alla cartuccia della stampante, ma chiaramente è un discorso simbolico, quindi abbiamo tutti bisogno di avere un piano B. Non andiamo alla ricerca della ricetta magica, perché non esiste. Dobbiamo andare alla ricerca di cosa è efficace per noi, cosa funziona per noi, dato che ciascuno di noi chiaramente ha le proprie caratteristiche, ha i propri interessi, le proprie peculiarità, e quindi dobbiamo chiedere a noi stesso cosa è efficace per noi, cosa funziona per noi. Assumiamoci dei piccoli rischi, non potendo fare sport, facciamo uno sport per la mente, che è proprio quello di provare a fronteggiare dei piccoli rischi. I grandi rischi lasciamoli stare. Non è questo il momento e non è neanche la strategia giusta. Piccoli rischi che ci aiutano a fortificarci, a diventare meno fragili rispetto agli eventi. E poi il criterio di scelta. Il criterio di scelta ci deve portare deve essere quello guidato dal massimo beneficio con minimo danno. E per tutti gli uomini di sport che hanno sicuramente fiducia nel futuro, perché le nostre piscine riapriranno e su questo ne sono assolutamente certa, utilizziamo il tempo che non possiamo investire, diciamo, con il nostro lavoro nel informarci, ma informarci di cose vere, non di tutte quelle chiacchiere che ci sono in televisione. Quindi formiamoci, andiamo a riaprire quel libro che abbiamo sul comodino, andiamo a
a curiosare magari sul web e magari ci imbattiamo in una cosa che non conoscevamo e che però ci può essere molto utile quando ritorneremo sul bordo vasca e quando ritorneremo con i nostri bambini e con i nostri anziani. Quindi alleniamo la nostra curiosità in funzione di quello che sarà un futuro in cui ritorneremo a respirare l'acqua con l'aria con il cloro della nostra acqua. Quindi dobbiamo avere fiducia in questo, perché la gente ha bisogno di fare sport, ha bisogno di muoversi, e mai come in questo periodo sta prendendo consapevolezza di questo, di quanto lo sport faccia bene. Perché io personalmente ho un dolore alla spalla, mi fa male un ginocchio, cosa che prima non avevo, quindi non vedo l'ora di ritornare in piscina, come probabilmente tutte le persone che ci stanno ascoltando e che sono abituate a fare sport. Vedrete che i nostri centri si riempiranno non solo di persone, ma anche di grande entusiasmo, e noi ci dobbiamo far trovare pronti, perché anche noi dobbiamo, come dire, coltivare l'entusiasmo con creatività, curiosità e diciamo spirito proprio di incremento della nostra competenza e della nostra formazione, perché quello vuol dire ottenere il massimo beneficio con il minimo rischio. E quindi a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana, dove parleremo di mindfulness, e chiaramente vi darò altre strategie per il benessere, chiaramente parlando di un tema che mi sta molto a cuore e che trovo straordinariamente utile per il benessere di tutti noi. Io lo applico molto nel lavoro e devo dire che è un riscontro veramente importante. Quindi non so, Federico, se possiamo aprire alle domande. Sì, allora intanto ringrazio Paola per gli spunti, per il tempo. A proposito di tempo, siamo andati purtroppo un po' lunghi. Credo comunque che ci sia spazio per qualche domanda che magari vi pregherei di fare per iscritto nella chat, perché diversamente in questa modalità la cosa diventa un po' complicata. Intanto che ci pensate, rispondo io a una domanda che è arrivata separatamente, ma che credo interessi parecchi, che chiedono disponibilità di corsi di aggiornamento curricolare in piattaforma, cioè i famosi crediti che vanno conseguiti ogni 4 anni. Ecco, approfitto per appunto informare che la piattaforma di formazione federale, sulla quale sono ospitati questi aggiornamenti, è in via di ristrutturazione e non sarà disponibile fino alla fine di gennaio. Quindi chi avesse problemi con l'aggiornamento può comunque procedere con il rinnovo del tesserino, che rimane, diciamo così, congelato fino al momento in cui poi si esegue l'aggiornamento. Chiedono, Paola, quali sono le cose, il dottor Biondi ha detto 2 cose, quali sono? E il dottor Biondi, nella ricerca che si chiama, guardate, è disponibile sul web, quindi la potete trovare, si chiama, il titolo dell'articolo è Covid-19 e stress da pandemia, l'integrità mentale non ha alcun rapporto con la statistica. È del dottor Biondi e della dottoressa Iannitelli. È diciamo, è un articolo molto interessante. Le due parole che hanno coniato questi 2 ricercatori, che hanno fatto una ricerca molto interessante, sono proprio quelle di stress da pandemia. Sono loro che hanno definito questo stress, lo stress da pandemia, e infodemia, questo termine diciamo nuovo, che è legato all'eccesso di informazione fuori controllo per altro. Quindi infodemia e stress da pandemia erano questi 2 termini a cui facevo riferimento. Senti, ti chiedo io un approfondimento, poi siccome non mi pare che arrivino altre domande, magari lasciamo i partecipanti liberi di buttarsi sul maccherone. Però hai
anticipato un concetto molto interessante, molto attuale, che è quello dell'antifragilità. Ti chiedevo se Sì. in minuti riuscivi un po' a riassumere questo. Sì, è diciamo, un tema molto, molto interessato, che è molto interessante, che nasce da uno studioso che in realtà devo dire che è un esperto di economia e finanza, questo, anche se è stato definito filosofo, ma non è un filosofo. Si chiama Nassim Nicholas Taleb, che ha scritto 2 libri molto interessanti, diciamo nell'ultimo 12-13 anni, diciamo così. Il primo è L'ombra del cigno nero, e il secondo è, appunto, si intitola Antifragile, da cui diciamo il tema, no, di cui mi hai detto. Allora, lui ha prospettato nel primo libro, quindi All'ombra del il cigno nero, che appunto il nostro sistema può vedere appunto l'arrivare di un cigno nero, che è l'imprevisto, e quindi fa tutto un trattato sull'imprevedibilità e su cosa può fare l'uomo in qualche modo per fronteggiare questa imprevedibilità. Invece in quest'altro libro, appunto L'antifragile, definisce un po', si mette in contrapposizione, diciamo, anzi più che in contrapposizione direi specifica meglio il fronteggiamento dei problemi, perché noi abbiamo sempre sentito parlare di resilienza, no? Cioè di adattarci al meglio ad un imprevisto, ad una situazione. Lui completa questo concetto di adattamento dicendo che chi è antifragile subisce l'evento traumatico, lo fa proprio e lo sfrutta per migliorare. Quindi, mentre la resilienza e la robustezza, diciamo, no, portano sicuramente a fronteggiare un problema, però c'è il limite che possono rompersi i sistemi. Con il concetto di antifragilità, lui dice che di fronte alle difficoltà noi dobbiamo puntare a diventare antifragili, e cioè a sfruttare il problema per poter appunto migliorare. E quindi i consigli che ho dato io come strategie per il benessere vanno proprio in quella direzione, no? C'è una situazione difficile, io inizialmente ho un atteggiamento resiliente, quindi mi adatto, quello che abbiamo fatto a marzo, aprile, maggio, no? Mi adatto al problema. Però adesso l'obiettivo è quello di diventare antifragili, e cioè sfruttare questo momento per poter diventare proprio più forti, migliori in modo stabile. Ecco. Grazie. Fabiana chiede, qui magari è un po' uno spoiler del prossimo intervento, Sì. e quindi anche qui magari restiamo su qualche spunto. Quali sono le strategie per affrontare al meglio lo stress da pandemia, sia per i bambini sia per gli adolescenti? E le strategie sono queste un po' che ho elencato, quindi provare ad orientarsi verso l'essenziale, a semplificare la quotidianità, magari coinvolgendo appunto i più piccoli, insegnare loro, quindi non dobbiamo solo imparare noi, ma dobbiamo insegnare loro che ci sono le soluzioni ai problemi, e quindi questo direi che è uno straordinario momento per insegnare ai più piccoli a trovare le soluzioni, ma anche come, diciamo, anche con la modalità ludica, se sono bambini particolarmente piccoli. E poi che appunto ci sono dei rischi nella vita, e che quindi dobbiamo cercare di ridurre il rischio con il quale, come dire, affrontare la vita,
e cercare di stare lontano da quelli che sono i rischi più grandi, e faccio riferimento soprattutto agli adolescenti, no? Rispetto ai quali io mi sento molto, molto vicina con il cuore, perché sembrano proprio quelli brutti, cattivi e che puzzano, e in realtà sono quelli, secondo me, che insomma, stanno soffrendo un po' più di tutti, secondo me, perché comunque a scuola no, a spasso ogni tanto, lo sport no. Cioè, poveretti, cioè, io se ero adolescente in questo periodo di vita, non so come, non sarei stata così brava come loro, neanche un po'. Quindi ecco, i bambini, e poi tutto questo chiaramente ci fa orientare proprio alle capacità di problem solving, no? Noi abbiamo, se c'è un problema, è inutile che andiamo a cercare il colpevole, di chi è la colpa, noi dobbiamo trovare una soluzione. Non siamo noi che dobbiamo trovare i colpevoli. Proviamo ad orientarci nelle soluzioni, perché le soluzioni sono alla nostra portata. Trovare una piccola strategia che ci aiuta durante il giorno è alla nostra portata. Ciò che non è alla nostra portata non può diventare una sorta di lotta contro i mulini a vento, perché è assolutamente sterile, ma soprattutto aumenta enormemente lo stress che noi già giornalmente in qualche modo colora la nostra giornata, per dirlo in modo romantico. Bene, allora io direi che su questi spunti, che ripeto anticipano un po' anche il contenuto del prossimo intervento, possiamo salutarci. Chiedo a Antonella Beghetto se vuole aggiungere qualcosa. Vorrei ringraziare tantissimo Paola, da quello che vedo anche dai messaggi che mi sono arrivati, ti riporto tantissimi complimenti per il tuo entusiasmo, Grazie. perché hai dato spunti di riflessione e perché comunque hai lanciato questa iniziativa, e spero possa essere d'aiuto e di supporto non solo ai nostri istruttori del nostro comitato, ma anche agli altri che si affacciano e che possono ascoltarci. Grazie infinite a tutti. Grazie a voi, perché hai avuto una bella idea, Antonella, che io ho sposato subito, quindi il lavoro di squadra premia sempre. Funziona sempre, avremo sempre un buon ritorno su È questo, vero. senza dubbio. Grazie infinite a tutti, grazie a Federico. Grazie a tutti. Che magistralmente sei riuscito a risollevare e riportarci a poter concludere questo incontro dal problema che siamo partiti, quindi direi che possiamo darci appuntamento alla prossima volta. Federico, se vuoi Sì, dare no, due indicazioni. ringrazio ancora per l'invito, ringrazio tutti i partecipanti. Le domande che vi verranno in mente 3 secondi dopo aver spento il computer per Paola potrete fargliele la prossima volta. Mi scuso per gli inconvenienti tecnici, l'esperienza ci aiuterà a sbagliare meglio la prossima volta, e quindi ci vediamo martedì 29 dicembre alle 18:30. Direi che con l'occasione possiamo farci anche gli auguri di buon Natale. Sì, Tanti auguri a Ciao a tutti. buone feste a tutti presto. quanti. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.